Andare a celebrare, andare a dire una messa per ringraziare il Signore perché i governanti o i politici hanno votato contro un DDL che comunque andava a tutelare le persone discriminate, penso appunto non sia opportuno. Una messa per ringraziare il Signore dell'affossamento al Senato del DDL Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia. Da ieri sera il telefono del sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin, omosessuale dichiarato, è bollente. Chi gli esprime solidarietà, chi gli manifesta il proprio disappunto per l'iniziativa annunciata dal parroco Don Antonio Ziliotto sul bollettino settimanale, la messa per celebrare lo stop a un'iniziativa politica, spiega il sacerdote, che promuove principi non condivisibili. L'intenzione non voleva promuovere discriminazioni nei confronti delle persone per il loro orientamento sessuale o per le scelte che loro fanno dal punto di vista privato, che quindi sono sempre da condannare. L'intenzione era invece quella di mettere in luce come dentro queste problematiche poi veniva anche promosso un percorso ideologico che è quello del gender, riconducibile al gender. A me insomma sembrava non opportuno, ecco. Ma una messa per questo è sembrato davvero troppo e appena si è sparsa la voce sono piovute le reazioni. Lo sdegno della comunità LGBTE, quello del Partito Democratico, sindaco e parroco si sono confrontati e Don Antonio ha deciso di fare un passo indietro per evitare, dice, strumentalizzazioni. Visto anche questa sensibilità, visto come è stato recepito, anche come così è stato diffuso, ho preferito non celebrare più la messa con questa intenzione e quindi l'abbiamo sospesa. Ma sull'episodio che ha suscitato clamore ben oltre i confini di San Zenone, il popolo arcobaleno non ha voluto passare sopra, confermando il sit-in davanti alla chiesa parrocchiale e alla canonica. Per manifestare il fatto anche, lasciatemelo dire, che San Zenone è un paese libero, di persone libere, dove si può dialogare, dove ognuno la può pensare come vuole, ma si deve sempre puntare al dialogo e al confronto e mai allo scontro.